eutanasia, ma è semplicemente la possibilità che quando siamo di fronte a quello che i medici chiamano l'accanimento terapeutico, chiunque può disporre che si troverà in quelle condizioni, o se stesso o altri di cui lui ha fiducia possono dire qual era la sua volontà. Poi trovo abbastanza strano che, se questo è uno stravolgimento della Costituzione, tirate su 500.000 firme, fate il referendum e, come è previsto, poi qualsiasi altra legge. Ma non ce lo concedono? No, fatelo. Cioè, no, è una legge, qualsiasi legge, cioè, qua bisogna cominciare. Qualsiasi legge votata dal Parlamento, tranne le due materie che ho detto prima, può essere oggetto di referendum. Basta tirare su, fare i banchetti, tirare su le firme, andare alla Corte Costituzionale e fare promulgare il referendum. No, non è proprio così, guardi. No, è così, la procedura è questa. Con Family Day eravamo 1,5 milioni di persone, siamo stati in 5 a organizzarla, abbiamo raccolto in 20 giorni 1,5 milioni di persone. Ma le avete depositate? Cioè, adesso c'è la legge, impugnate la legge. Adesso siamo entrati in politica, dal Family Day siamo trasformati in popolo della famiglia. Ecco, bravi. Dopo un anno di attività e di brand abbiamo raggiunto il 3% nelle amministrative. Bene. E vogliamo raccogliere l'entusiasmo e la libertà e la democrazia di questi italiani, che non la vedono come la vedeva, come si chiama? Welby, perfetto, lui ha fatto le sue scelte, come potrebbe essere per esempio la scelta che fa la Bonino, che tanto dichiara e sponsorizza che c'è questa diciamo, nuova age di morte. Quando lei ha un cancro dovrebbe essere la prima a togliersi la vita, se è veramente d'accordo, concorde su quello che lei testimonia, perché la politica di oggi, io sono quello che dico, cioè io dico e sono, non posso dire una cosa... La normativa dà la possibilità di scelta. La DAT intanto è stato fatto a fine mandato in poche settimane, guarda caso, chissà come mai. Spieghiamo ai telespettatori, data sta per disposizione anticipata, esatto, no? Di trattamento. Prima di fare la DAT c'era da mettere a posto le banche rubate ai poveri veneti, no? E non solo i veneti, c'è un'economia che fa paura, c'è una disoccupazione che fa paura. C'erano delle altre cose più urgenti. Per forza dobbiamo parlare sempre di un progetto di morte, cioè dobbiamo parlare, perché chi firma quel documento si dà una condanna a morte, e se fra 10 anni arriva la cura, cosa fa? E se non ha qualche familiare che dice no, guardi che la mia mamma e mio papà ha sbagliato, quello viene ucciso, e l'obiezione di coscienza dei medici è danno ed è vietato dalla legge. Cioè allora un medico che studia, allora eliminiamo la medicina, eliminiamo l'università della medicina, lasciamo ad Hitler nuovo, a un Stalin nuovo, la finta democrazia che c'è oggi. Intanto volevo salutare Luciano Sandonà, consigliere regionale della Lega in Veneto. Buonasera, grazie di averci raggiunto, ovviamente per parlare appunto di questi temi. Allora, su quella che è la legge sul biotestamento, una legge che sicuramente è condivisibile, se ne è parlato per tanto tempo e arriva, come si usa dire, in zona Cesarini, no? Forse anche oltre la zona Cesarini, è proprio arrivata alla fine del mandato. È un tema delicato, un tema etico molto molto delicato, è una misura, insomma, credo che dobbiamo conoscere bene quello che è stato stabilito nella legge. Certo che il documento di prima che si sentiva prima, questa lettera accorata di Pier Giorgio Welby è stato veramente un atto importante e anche significativo, è stato un passaggio credo anche decisivo per questa legge. Insomma, dopo ci sono state anche altre vicende successive, c'è stata la vicenda anche di quel disc jockey, insomma. Certo, quelli ultimamente, il DJ Favo e altri, appunto, anche dell'Englaro che non voleva morire assolutamente. Anche l'Englaro è un tema molto delicato. Non si poteva risolvere in 10 giorni un argomento così importante che riguarda la vita
è la morte, quindi il futuro è la libertà, è la vita, è la crescita. Perché se noi prendiamo i giovani di oggi senza lavoro, no, perché la DAT apre la finestra all'eutanasia immediata, significa che un ragazzo, come succede in Svizzera, come succede in molti paesi d'Europa, anche per una crisi sentimentale con la propria amica o con la fidanzata, può andare a togliersi la vita dal medico e gli fanno la puntura del pentobarbital. Pentobarbital in Svizzera quindi noi invece di investire nella vita e nella ricerca investiamo nella morte, quindi se tu sei un malato sei un peso per lo Stato, questa è la vera verità, non c'è altra soluzione. Adesso che l'energia riatale siamo tutti allegri, però allora, il punto è un altro, ognuno di noi ha dei valori. Secondo Platone c'era vita fino a quando aveva la possibilità di pensare, muoversi. Chi è cristiano ritiene che qualsiasi cosa gli sia arrivata perché c'è un dono di Dio. Ma anche per noi cristiani. E ognuno dispone, il punto è, di fronte al fatto che la mia vita non ha più nessuna possibilità, la mia malattia, non mi dà nessuna più possibilità di ripresa, e io devo restare attaccato ad un respiratore per tutta la vita, posso decidere adesso che io non voglio vivere quella condizione, perché ritengo che quella condizione per me sia una condizione non degna. Io sono un credente, invece ritengo che quella condizione sia degna di essere vissuta, perché fa parte di un percorso di fede, anzi è in questo percorso di dolore che io incontro un elemento di spiritualità, di religione. Fallo. Il punto è la possibilità di scegliere, e quindi la parola omicidio, piano. Stiamo parlando di un'altra cosa, cioè di fronte ad una situazione drammatica, cui nessuno di noi si augura di poter avere. Trovare di fronte, penso, certo. Quando si parla di Eluana Anglaro, era una ragazza ai tempi che è stata 20 anni attaccata a un respiratore, e io credo che non c'è dolore più, se tutti noi, credo che qui siamo molti genitori, per un padre, ma a quel punto, non avendo un'indicazione, ogni padre si muove rispetto a quello che lui ritiene giusto. In effetti la DAT cosa dice? Ognuno di noi oggi, di fronte ad una situazione di quel tipo, e non stiamo parlando della lasciata amorosa, mo mi butto dal terzo piano dell'hotel, lasciamo stare, parliamo di cose serie, di fronte ad una situazione questo è il futuro di dopodomani, di fronte ad una situazione di questo tipo, ognuno di noi è nella possibilità di dare indicazioni ai propri familiari, alla persona che vuole bene, di come vuole che sia vissuta il proprio percorso di fine vita, ma è una questione di libertà. Ma noi l'abbiamo chiesta alla ragazza, mi sfugge il nome in questo momento, all'Englaro, noi l'abbiamo chiesto qual è il suo parere. Di farlo, perché il dolore, la sofferenza di togliere l'acqua e il cibo è di un dolore che è atroce. Sì. Noi abbiamo cominciato a parlare di Stalin e così via. Oggi stiamo ritornando allo stesso regime, a una dittatura di un pensiero unico, dove il pensiero predominante è la morte. Se tu sei un malato, sei un costo, vai eliminato. Questo è il fine, non c'è un altro filone, perché poi se in Italia per il momento non puoi andare a ucciderti come in Svizzera, devi spendere 20.000 euro per farti uccidere, e c'è un business, ti fai fare la puntura del pentobarbital, sono 16.000 euro. Ci sono anche Charlie Gard in Inghilterra, voi lo ricordate, il bambino che il papà e la mamma volevano, hanno insistito, hanno avuto l'appoggio di Trump, del Gemelli di Roma, di tutte le istituzioni importanti e politiche del mondo, non gliel'hanno concesso. Lo Stato e le leggi inglesi predominanti delle case farmaceutiche che dominano le politiche, perché poi entriamo nel tema della finanza, hanno deciso di uccidere quel bambino, quando i genitori non volevano che il bambino fosse ucciso. Quindi altro che nazismo e comunismo, questo è un progetto di morte. Se tu sei un malato sei un costo per lo Stato. Ma professor Casa, ma non è così in Italia. Un attimo. Sarà fra 2 o 3 mesi. Non è così in Italia. Se continuiamo a distruggere la sanità pubblica, sì, ma non perché facciamo l'eutanasia, perché distruggiamo la sanità pubblica, che è un altro terreno. Ma io ho vissuto varie leggi che erano popolari ma mal viste dai partiti, la legge sull'aborto, la legge sul divorzio, eccetera. E ho vissuto quella campagna, anch'io allora scrivevo e dicevo che un divorzio può essere logico come soluzione, ed eravamo
e mi beccai anche una denuncia a quell'epoca, quindi parliamo di fine anni 60, inizio anni 70. Oggi non è più questa cosa qua, però quello che io mi domando se la legge sull'aborto ha colpito in maniera giusta, ha dato un servizio giusto alla popolazione, perché non è importante fare una legge perfetta, abbiamo parlato prima della Costituzione, è l'applicazione della legge, la rigore, che nasce non soltanto dall'utilizzazione delle parole, ma dietro a una legge che non può essere perfetta, perché le parole non sono perfette, deve esserci l'etica e la morale che aiuta a interpretare la legge in una certa direzione. Allora, se prendiamo il caso Welby, è un caso eclatante, terribile, angosciante, e quindi nessuno ha il coraggio di dire di no. Però quando entrerà in funzione una legge di questo genere, qual è il limite reale che ci porremo? Questo è il problema. Ma è un problema non perché sono contro questa legge o a favore di questa legge, ma perché le leggi vanno interpretate nella maniera giusta. E questa è la cosa più difficile che ci sia. Io faccio una legge positiva e poi mi ritrovo che me l'hanno ribaltata. Quando si parlava di aborto, si parlava di aiuto alle donne di consentire di tenere il figlio. Però questa operazione è fallita. È stata l'opposto. E allora, se lo Stato, e torniamo allo Stato, che io sono sempre convinto di appartenere a questo Stato, penso anche voi, ma qualcuno lo nega, se lo Stato avesse organizzato che la donna che resta incinta non è una cosa malvagia, viene esiliata, viene maltrattata come succedeva a quell'epoca, la donna incinta aveva finito di campare nella vita civile, ed oggi è diventata una cosa normale, ma soprattutto deve essere aiutata. In un momento in cui la popolazione sta cadendo vertiginosamente, perché non c'è più la famiglia, ecco che anche il matrimonio, che è giusto che due persone che si ammazzano quando stanno insieme, è giusto che si separino e che cominciano una nuova vita. Ma con quali meccanismi? E io vorrei inaugurare una stagione della giustizia. La giustizia non c'è in Italia, no. È mal interpretata, è lenta, goffa, e non aiuta i cittadini che sono lo Stato. Vediamo con le banche. Io ho visto in rete le deposizioni della Banca d'Italia, il procuratore generale di Vicenza, sicuramente indaffarato perché c'è 1 milione di pagine da leggere per fare il processo, non so se mi spiego, ma bisogna mettere uno staff, ma soprattutto un metodo per andare a analizzare le banche. Ci sono 2 metodi conclamati e condivisi in Italia, quello di Borsellino e Falcone e quello di Mani Pulite. Hanno funzionato. Se non si usa quel metodo non si va da nessuna parte. Hai ragione. Abbiamo un telespettatore che è in attesa, adesso arrivo Guadagnini. Sentiamo chi ci chiama. Buonasera, il suo nome gentilmente, da dove chiama? Sì, buonasera, sono Rosi da Udine. Io volevo fare una domanda. Prego. A quei signori, a quei gentilissimi signori che sono lì, che non sono d'accordo con la dignità della morte di una persona, visto che non c'è una via di ritorno, no? Se uno di loro si fosse trovato in una situazione del genere, non avrebbe voluto magari alleviare andandosene con la grande dignità, invece di aspettare essere umiliato, lavato da qualcuno, imboccato da qualcuno, essendo cosciente di tutto quello che gli succede? Grazie a Dio che qualcuno ha approvato questa cosa qua finalmente. Giusto? Benissimo. Gentilmente, se mi adesso le rispondiamo. Beh, la signora è stata molto sintetica nella domanda, ma estremamente chiara, cioè dice trovarsi in una situazione del genere, chi? Ma lo avrebbe... se noi prendiamo per esempio le ultime influenze, no? Non so se a voi è capitato di prendere un'influenza a 39,5 di febbre per una settimana, no? Non ce la fai più, no? Ti sembra di morire, non so se mi spiego. Però il problema non è questo, perché non si può. La mia mamma ha 87 anni, anzi la saluto, a quest'ora lei è già a letto da 6 ore. Mia mamma ha avuto una triste vicenda con mio papà, che ha avuto un brutto male. Il mio papà
ha deciso di tornare a casa dall'ospedale per vivere la sua dignità, la sua sofferenza, non accettando più, diciamo, le cure. Quindi non c'è bisogno di una legge per dichiarare questo, perché il Veneto ha un triste primato di suicidi, in Italia e forse anche in Europa. Per cosa? Per il problema finanziario, di lavoro e così via. Non c'è bisogno di una legge perché io voglia togliermi la vita. Se uno si vuole togliere la vita, se la toglie. Tra l'altro, Welby, a quel tempo non c'era nessuna legge del biotestamento. Non so se mi spiego. Nessuno proibisce. Uno, tu ti vuoi uccidere, ti uccidi. Non devi chiedere il permesso né a lui, né a lui, né a lui, né a lui. Il suicidio esiste da 2000 anni. Perfetto, quindi perché dichiarare una legge? La sofferenza nessuno la giudica. Il problema della sofferenza è che la mia mamma, per esempio, aveva detto: ti raccomando, qualora avessi un problema come l'ha avuto il tuo papà, non farmi soffrire come il tuo papà, che ha accettato con dignità e con fede cristiana. L'ha accettata con gioia, adesso è in paradiso. Poi, la mia mamma poi ha avuto dei problemi, ha avuto problemi fisici, per fortuna non c'era la DAT, perché probabilmente l'avrebbe anche filmato, superati da alcune medicine che l'hanno salvata in questi ultimi anni, e poi, tra l'altro, proprio adesso, in questo ultimo periodo, la mia mamma, che si chiama Elena, rifiuta completamente qualsiasi pensiero di morte. Lei vuole essere amata, vuole essere che il figlio come me o mia sorella vada a stare con lei, gli si è rotto il braccio, ha paura di andare in ospedale, le abbiamo tolto i ferri, non vuole saperne di morte, lei vuole un progetto di vita, di affetto verso le persone. Questa società del 2017 verso il 2018 deve essere una società attraverso la quale ci deve essere un progetto di amore e di ricerca verso il malato, non di morte. Troppo facile parlare di morte. Guadagnini. Allora, premesso che le questioni etiche interrogano la coscienza fino in fondo, è molto difficile prendere posizioni, ovviamente ogni posizione si presta a critiche chiaramente, quindi ognuno cerca di esprimersi meglio che può. E allora, secondo me, per tornare e creare un filo rosso su quello che abbiamo detto prima, la questione è che l'individuo, la persona, deve poter essere messa nella condizione di scegliere, perché la vita è sicuramente un dono, ma è un dono che viene fatto ad ogni persona, e quindi lo Stato non può assolutamente interferire con quello che una persona decide di fare anche di se stesso. Secondo me è così, cioè io non posso delegare allo Stato una scelta che invece riguarda me. Dicendo questo, però, bisogna differenziare molto bene tra il decidere per se stessi, perché la libertà deve essere sempre rivolta verso se stessi, non verso gli altri. Cioè, la differenza fondamentale che c'è tra questa legge e l'aborto è che con questa legge io mi riferisco a me stesso, con l'aborto mi riferisco alla vita di un altro, che è mio figlio, che è un altro. Quindi sono due. Guarda, c'è scritto, c'è scritto, non occorre che sia scritto, io sono uno. Questa è un'affermazione, diciamo, che è sua, ma non c'è, non è scientificamente non è così. Se scientificamente allora, al primo giorno di fecondazione, ma perché questo qua continua a interrompere e dice sempre delle minchiate? Sta attento. Poi lei accetti pure un elemento di dialettica, ma io nei suoi confronti non so troppo le minchiate. Siccome lei fa delle affermazioni che scientificamente, siccome le dice come se fossero scientificamente vera, non è vero che al primo giorno di fecondazione tra quando finire di dire parole intelligenti posso parlare? Non è scientificamente provato. Ok, adesso facciamo finire Guadagnini, per piacere. Allora, la scienza diceva che c'era la Terra in centro e il Sole che gli girava attorno. Era scienza fino al 1500, fino al 1600, era scienza. Tutti i teoremi, le teorie, i principi di Newton sono stati falsificati da Einstein, e ci sarà qualcuno, quindi lasciamo perdere la scienza, per favore. C'è un dato che non occorre, basta avere gli occhi: una persona
è dotata di organismo, un bambino ha il suo organismo ed è una persona diversa dalla mamma, questo è certo, ma da quando viene concepito è certo, perché da quel concepimento viene fuori una persona. Se non si capisce questo è inutile aprire la discussione, perché non è più una questione di logica, di filosofia, è una questione di vista, cioè, ma lei sta dando dello stupido al milione di scienziati. Ma non è così, scientificamente non è provato. Zuppardo, facciamo c'è l'incontro Zuppardo, dai, dobbiamo andare avanti. E lo spermatozoo, ma cosa vuol dire si manifesta vita umana, tant'è che la Corte Costituzionale quando decise che dal terzo mese in poi si è stabilito, per lei è così, e non la rispetto, ma per molti altri lì non c'è vita. Allora facciamo Zuppardo, interrompe tutti, posso finire? Io voglio dire la mia opinione, sono assolutamente dai, concluda il ragionamento. Che sono, per fortuna, perché è una prova di resistenza, che sono, la penso diversa da lui, punto, siamo certi. Allora, non pensavo che la questione fosse di mettere in discussione il fatto che il bambino è una persona diversa da chi l'ha concepito, perché il papà è una persona, la mamma è un'altra persona, il bambino è una terza persona, di sicuro, da quando è concepito, perché poi nasce, è giustissimo. Cioè, quindi lo scienziato può dirmi quello che vuole, nel 1500 mi diceva che c'era il sole la terra ferma e il sole girava intorno, e tutto, ma scientificamente chiuda il ragionamento, perché sennò sì, finiamo. Allora non si può assolutamente disporre della vita del bambino, perché è una persona diversa, ha la sua vita e deciderà lui quando sarà in grado di decidere. Finché non è in grado di decidere io devo tenerlo in vita assolutamente, mentre per quanto riguarda persone come Welby, onestamente io ho molte riserve sul fatto che bisogna tenere in vita a qualsiasi costo, perché nel momento in cui sono io libero di decidere e mi sento di non poter più proseguire, vabbè, e se fossi a casa magari metterei fino a... cioè, sono cose veramente delicate, però per quanto mi riguarda faccio fatica a giustificare il fatto che si possa tenere in vita ad oltranza una persona contro la sua volontà, perché io non voglio mai ammettere che sia l'ente pubblico, lo Stato, il potere politico che impone la scelta a una persona. Chiarissimo. Andiamo in pubblicità un momento, ma torniamo subito, tra poco.